Ciao a tutti amici di Ferro Team, questa sera siamo qui a Baia del Forte, a Forte Marghera, perché come sapete c'è l'ultima selezione utile per accedere alle finali regionali di Miss Italia per il Veneto. Potete vedere, siamo già qua dove faranno la passerella alle ragazze, in questa splendida location. Come sapete qui ci sarà anche un'altra finale regionale, ci sarà anche un'altra tappa che però sarà la finale regionale, dove altre ragazze si sfideranno. Ma adesso dobbiamo concentrarci su questa giornata. Tra poco le nostre splendide Miss, che sono le ultime in gara appunto per accedere a queste finali, si sfideranno. Per ora si stanno preparando e tra poco inizieranno ufficialmente le prove. Quindi a tra poco. Ah, ma si sono illuminati proprio. Buonasera amici, buonasera e benvenuti a questo. Fate l'applauso, ma ci mancherebbe. Se volete, questi sono quelli che io chiamo gli applausi sulla fiducia, perché non abbiamo ancora fatto nulla per meritarci, però insomma ci fa sicuramente piacere. Benvenuti a questo importante appuntamento con Miss Italia. Io ricordo che qui proprio 2 anni fa, un po' più avanti rispetto a questo periodo, eleggemmo Miss Venezia e per noi è bellissimo poter ritornare, innanzitutto perché torniamo in un posto che ci piace, un posto di prestigio, e per questo vorrei ringraziare il Comune di Venezia e gli amici di Vella. Facciamo un applauso a loro per darci la possibilità di stare qui insieme a voi e per così entrare in questo grande progetto di eventi che vengono organizzati in questa bella città. Dicevo, piacere tornare qui per questo motivo e anche perché, dico la verità, essere in una serata dove si vede il pubblico seduto dal vivo, in presenza, come si dice, è sempre bello, perché ci siete mancati, ci è mancato tutto questo e piano piano stiamo ricominciando, quindi ogni sera è un piccolo tassello che si va ad aggiungere forse anche al ritorno della normalità. Lo faccio sempre prima di ogni serata, soprattutto in questo periodo. Grazie per la collaborazione che offrite a coloro che devono effettuare i doverosi controlli per la sicurezza. Vi hanno chiesto probabilmente il Green Pass, vi chiedono di mantenere la distanza. Io lo dico sempre ultimamente, non è una cosa che si fa a cuor leggero, ma si deve fare ed è bene per tutti. Quindi io chiedo davvero di collaborare con la sicurezza che in ogni serata, non solo questa, cerca di nel modo migliore far rispettare le regole. Ci sono e facciamo anche questo. Così come pure vedrete, e ne sarà un esempio, le uscite delle ragazze. Quando le ragazze saranno insieme, le nostre concorrenti avranno sempre la mascherina, perché ovviamente in alcuni momenti non è possibile mantenere le distanze. Quando invece sfileranno singolarmente, ecco, a questo punto potranno toglierle. Siamo all'aperto e siete tutti distanziati. Bene. Selezione di Miss Italia, cosa significa? Significa che questa sera abbiamo 18 ragazze in gara e 8 di queste, attenzione, 8, le prime 8 potranno accedere direttamente alle finali regionali di questo concorso giunto quest'anno all'82esima edizione. Buon divertimento, noi ci vediamo fra un po'. A voi! Sono le concorrenti, qui abbiamo una giuria pronta ad andare a scegliere la più bella tra le belle, quindi avranno questo compito importante di andare ad eleggere e indicare quella che sarà la Baia del Forte Venezia, e poi diciamo la seconda classificata Rocchetta, la terza classificata Di Mace, per poi arrivare alla quarta, quinta, sesta e poi settima e ottava per questa serata davvero speciale. Voglio anche anticiparvi fin da subito che mercoledì sera, proprio sempre qui, andremo ad eleggere Miss Miluna Veneto. Significa che la ragazza in quell'occasione parteciperà direttamente alle prefinali nazionali, perché
perché è una finale regionale e qui parteciperanno tutte coloro che hanno vinto le varie selezioni, insieme ovviamente che sono quelli che vinceranno questa sera. Adesso io mi faccio da parte perché le protagoniste sono loro, io non vado a far altro che raccontare quelle che sono le schede delle nostre ragazze. Tengo a precisare che non si presenteranno loro perché le norme per il Covid andrebbero a obbligarci a una serie di riti di disinfettare il microfono e tutto il resto che ci farebbero perdere molto tempo, quindi le presenterò io. Me ne dispiace un po' perché sono ragazze anche parlanti che hanno tante belle cose da raccontare, ma dobbiamo un po' adeguarci ai tempi. Pronte? Concorrente numero 1, vai! Maria Sole. Andiamo con Aurora, concorrente numero 2. La volta di Eleonora, concorrente numero 3. Mariana, tocca a te. Mariana, concorrente numero 4. Giulia, che è la concorrente numero 5. Dopo la numero 5 abbiamo Nicole che concorre con il numero 6.
Veronica, numero 8. Andiamo con Irene, numero 9. Tocca a te con il numero 10. Grazie, andiamo con Erika, la concorrente numero 11. Tocca a te, il tuo numero 12. Andiamo con Alessia, numero 13. Numero 14. Wei Wei.
bravissima anche Federica, il suo numero 16. La volta di Giulia, numero 17. Poi abbiamo Luna, concorrente numero 18. Facciamo un applauso per le nostre ragazze, credo che lo meritano sicuramente, perché sono brave, insomma belle, molto molto belle, quindi sarà difficile il compito della nostra giuria che è qui vicino a noi, che con attenzione le osserva. Adesso le abbiamo viste sfilare con il loro abito, poi le vedremo con il podio ufficiale, che sarà il momento molto importante, perché sarà quello il momento in cui i giurati daranno il loro voto definitivo. Vorrei presentarvi i signori della giuria, iniziando da Silvia Meggetto, consigliere comunale. Grazie dottoressa Meggetto, grazie a voi di Venezia, alla quale siamo particolarmente affezionati. Sapete che ci teniamo molto a fare manifestazioni. Un saluto anche al vostro sindaco a Brugnaro, grazie davvero. Poi abbiamo Massimo Gorghetto, che è il presidente Confcommercio di Mestre, grazie anche a lei per essere qui con noi. Poi abbiamo Mirko Medda, grazie. Poi Silvia Boscolo, abbigliamento ditta NK Mestre Jesolo. Poi abbiamo Gabriella Dodi, Lady Boutique di Mestre, e Rasi Polato Donatello. Grazie a voi per essere qui con noi, per dedicare del vostro tempo per andare ad individuare la più bella tra le belle, come dico io. Siete persone competenti anche delle attività che fate, quindi saprete sicuramente scegliere il meglio. Volevamo cominciare ovviamente subito con le nostre miss, che erano prontissime dietro le quinte, non potevano ricominciare a fare questa sfilata, quindi abbiamo aperto con loro. Però a questo punto io vorrei, qui vicino a me, una persona che ho presentato tra i giurati e che mi farebbe piacere venisse qui per portarvi il saluto ufficiale. Consigliere comunale Silvia Meggetto, buonasera. Grazie Michele, buonasera a tutti, buonasera, benvenuti in questa meravigliosa location. Io sono veramente onorata e felice di essere qui con voi. Vi porto innanzitutto i saluti del nostro sindaco Luigi Brugnaro. Ripeto, è un onore per me rappresentare l'amministrazione del Comune di Venezia in una serata così prestigiosa che voi da così tanti anni, insomma, avete preso a carico, organizzate con professionalità e anche con tanta passione, perché io vi conosco personalmente, sia te Michele che Paola, e siete due persone straordinarie. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per organizzare questa serata. In questo momento, lo sappiamo, non è facile, però mi sembra che sia una serata bellissima e ben riuscita, e anche ringrazio tutti i nostri, diciamo, dipendenti di Vela che esatto, è doveroso ringraziarli. Allora, due serate, quindi oggi, questa sera e mercoledì sera, all'insegna della bellezza. Parliamo di bellezza e Venezia è la città più bella del mondo. Venezia è un baluardo di bellezza e secondo me, da veneziana, lo dico da consigliere comunale, Venezia è la città più bella del mondo. E non solo, grazie, un applauso per Venezia. E anche il Veneto, ovviamente, perché questa sera ci sono delle ragazze che vengono da tutto il Veneto. Venezia, simbolo di meraviglia,
ma non solo, di bellezze culturali, anche enogastronomiche, naturali, la nostra laguna, le sue isole, l'arte, lo sport, insomma siamo una fucina anche di talenti a 360 gradi. Quindi questa sera celebriamo la bellezza della nostra città, di questa bellissima location che noi come amministrazione abbiamo molto a cuore, la stiamo molto rivalutando e vogliamo proprio renderla, il Forte Marghera, un polo di riferimento per tutte le famiglie e per i nostri giovani. Quindi concludo lasciando lo spazio, il palco a voi, alle ragazze, e facendo un grande in bocca al lupo, e noi cercheremo ovviamente di esprimerci al meglio per valorizzare la bellezza delle nostre ragazze veneziane e venete. Grazie Michele. Grazie a lei, grazie. Consegno ai nostri tecnici che poi ci pensano a fare tutte le manovre che si devono fare di questi tempi. Allora dicevo grazie davvero a voi, e come giustamente ha detto lei, grazie a Vela, perché sono loro in realtà i fautori, gli organizzatori della serata. Lo faccio subito un ringraziamento anche a Giorgio Betro che ci ha seguito in questi giorni con tanta attenzione, tante telefonate e tanti messaggi, però per fare tutto questo è indispensabile. Bene, noi stavamo amabilmente chiacchierando quando dietro le quinte abbiamo 18 ragazze prontissime con il loro body ufficiale per questo momento, per questa uscita fondamentale, perché adesso la giuria darà il voto definitivo. Se prima nella prima uscita ha dato un'indicazione che però è più utile a loro in realtà come promemoria, adesso si deve votare, e quindi andiamo a rivedere tutte le nostre concorrenti, iniziando ovviamente sempre con la concorrente numero 1 che è Maria Sole. Poi abbiamo la numero 2 che è Aurora. Poi abbiamo la numero 3 Eleonora. Poi abbiamo Marianna, concorrente numero 4. Ed ora andiamo con Giulia, corrente numero 5.
7. Andiamo con Veronica, numero 8. Andiamo quindi con la prossima concorrente, numero 9, Irene. Quindi con Benedetta, concorrente numero 10. Erika. Andiamo con Virginia, concorrente numero 12. Quindi è la volta di Alessia, concorrente numero 13. Sono 14, Wei Wei, 20 anni.
Poi abbiamo Paola, concorrente numero 15. Federica, tocca a te con il tuo numero 16. Andiamo con Giulia, la numero 17. La volta del numero 18. Una. Grazie anche a te, facciamo un bel applauso ancora per le nostre bellissime concorrenti. 8 tra queste avranno la possibilità di accedere direttamente alle finali regionali. Una di queste finali sarà proprio qui mercoledì sera, qui andremo ad eleggere Miss Miluna Veneto e quindi qui parteciperanno tutte le ragazze che sono aggiudicate alle varie selezioni e la vincitrice parteciperà direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia, quindi sarà una grande opportunità per lei. Io ora vorrei anche ringraziare alcuni partner di Miss Italia che sono Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua olico minerale Rocchetta perché è leggera, stimola la diuresi e aiuta a eliminare le scorie e liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Rocchetta, acqua della salute, dà sempre l'acqua di Miss Italia e della bellezza. Miss Italia e Rocchetta, un binomio di successo. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori, pling pling. Slogan che ormai tutti quanti noi conosciamo. Bimace, hairstylist ufficiale di Miss Italia. Bimace è presente sul mercato da oltre 10 anni con servizi e prodotti per parrucchieri, centri estetici e spa. La novità nel settore della bellezza e del benessere. La mission di Bimace è diffondere la cultura del bellessere insito in ciascuno di noi. Si sposa alla perfezione con l'ideale di bellezza di Miss Italia, una bellezza autentica, semplice e naturale. Gli hairstylist ufficiali di Miss Italia sono gli ambasciatori del bellessere di Bimace, saloni all'avanguardia che si prendono cura dell'immagine delle proprie clienti e del benessere dei loro capelli, grazie all'innovativo dispositivo OxyStation e a prodotti cosmetici professionali. Io, per quanto riguarda Bimace, vorrei fare un ringraziamento particolare alla signora Arianna di Estro Professione Immagine. Buonasera, grazie. Si alzi, si prenda l'applauso, è qui a fianco alla nostra passerella. Grazie a lei. Doganetto di Mira, ritrovata Estro Professione Immagine, la signora Rihanna che oggi è stata così gentile nel così, dare il ritocco alle ragazze, un ritocco magari essenziale perché i tempi sono quelli che sono, però per le ragazze è fondamentale perché gli mette più tranquillità, quindi noi vi ringraziamo per il lavoro splendido che fate. Poi le ragazze quei 3, 4, 5 minuti che stanno dall'acconciatore, sempre quel momento in cui si rilassano e chiacchierano, quindi potreste svelare chissà quali segreti voi al termine di ogni grande tour di Miss Italia. Grazie a lei, grazie a Bimace. Poi ovviamente abbiamo
indossiamo questa corona e ovviamente questa corona ci ricorda i gioielli Miluna, anche questi partner storici di Miss Italia. Anche questa sera la vincitrice verrà posto sulla vincitrice sul capo la corona di Miluna, e questo ormai fa parte anche questa della storia di Miss Italia. Bene, a questo punto io vedo pronte le ragazze, perché le ho viste sapete, le ragazze fanno una passeggiata lunghissima, le vedo già prontissime con i costumi da bagno, quindi adesso è il momento di un po' di moda mare. Tra l'altro qui insomma avete delle spiagge bellissime, parliamo del Lido, parliamo di tutte quelle strutture nelle spiagge, magari chissà qualche costume da bagno di quello indossato dalle nostre ragazze potrebbe anche essere stato sfoggiato in qualche lido così bello come quelli che avete voi. Siete pronte? Attenzione, ci tengo a dire, questa uscita è fuori dal voto della giuria, quindi le ragazze adesso faranno una sfilata solo per noi, anche per loro, perché in fondo si acquisisce sempre un po' di esperienza anche facendo queste sfilate, e il palcoscenico di Miss Italia deve servire anche a questo. Le ragazze sono prontissime, facciamo un bel applauso per loro e andiamo con le basi della moda mare. Grazie.
Ma che belle, ma che belle, ma che belle anche in questa uscita. Tra l'altro mi fa piacere vedere molta attenzione tra voi, vedo anche, mi raccomando, lo dico agli amici e alle amiche che non riescono a mantenere la distanza, mi raccomando, usate la mascherina, non costa nulla, e vogliamo fare un applauso anche agli addetti alla sicurezza, perché facciamo un applauso anche per loro, insomma in queste serate si stanno prodigando molto perché tutto possa andare al meglio, e se vogliamo continuare a fare gli eventi dobbiamo aiutare coloro che badano alla nostra sicurezza veramente a poterlo fare al meglio, quindi grazie per il lavoro che fate. Poi voglio ringraziare, qui davanti a me vedo Mario Bonesi con il suo staff, ho riconosciuto la Giulia, sì, ho visto anche la Giulia prima davanti al tricolore che stava chiacchierando insieme a voi, agli amici di Giriferro Team che ci stanno mandando in onda sulla loro pagina Facebook, ma voi che siete qui guardateci in presenza, abbiamo già visto abbastanza in diretta su Facebook, però poi sulla pagina, sul canale YouTube di Giriferro nei prossimi giorni saranno pubblicate anche i filmati e le immagini di queste serate, quindi avrete modo di vedere e rivedere. Grazie davvero Mario per il bellissimo lavoro che fate. Siccome a me piace un po' anche improvvisare le cose, chiedo alla nostra preziosissima collaboratrice Erika, ci sei? Vediamo se passa da queste parti. Riusciamo a, non so, le ragazze sono tutte armate di mascherina, sì. Allora facciamo una cosa, io ve le farei riuscire tutte come abbiamo fatto all'inizio, magari una senza Gianni, una base, prendi pure una base allegra, le rivediamo tutte insieme prima delle premiazioni, visto che, ecco, spiego, non possiamo schierarle perché non si riescono a mantenere le distanze, quindi le rivediamo in questa passerella, poi loro staranno nel dietro le quinte e lì ascolteranno i numeri e i nomi delle vincitrici e verranno sul palco. Dai, un po' di musica allegra, grazie ai nostri amici del service, vai! Belle, 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 belle. Bene, ed ora è arrivato il mio momento di premiare, che è sempre il momento più complicato, perché insomma noi sappiamo quello che provano queste ragazze, noi condividiamo con alcune delle loro giornate, perché magari hanno fatto più selezioni, ore nei camerini, si chiacchiera, in qualche modo si diventa anche amici, insomma, ecco, perché è chiaro che il mondo dello spettacolo, lo spettacolo è bello, il camerino si condividono tante esperienze, tanti racconti, e io vi dico la verità, in questi 2 anni dove, lo sappiamo tutti, ce ne sono capitati di tutti i colori, noi anche l'anno scorso siamo riusciti a fare qualche selezione di Miss Italia, io tra l'altro voglio in questo momento portarvi i saluti da parte della nostra patron Patrizia Mirigliani, che con tanta tenacia, coraggio, caparbietà continua a portare avanti questo concorso. Noi ci siamo visti qualche giorno fa con Patrizia, perché io ho avuto il piacere di intervistarla per una cosa televisiva e l'ho vista proprio convintissima di questo grande lavoro che lei sta facendo. Pensate che l'anno scorso, malgrado quello che è accaduto, ha detto no, Miss Italia nel 2020 si deve fare, dobbiamo dare un segnale. È stato fatto in maniera anomala, le ragazze hanno presentato dei loro video, è stato fatto un casting a livello regionale attraverso i video, ogni regione ha portato 5 candidate e una commissione nazionale ha deciso ogni rappresentante di ogni singola regione, e questo ha fatto sì che comunque anche a porte chiuse ma in diretta streaming Miss Italia si è fatta. Abbiamo la nostra Miss 2020 Martina Sampuccini che sta lavorando tra l'altro tantissimo, sta dando tante soddisfazioni al concorso perché è stata individuata la persona giusta, e quest'anno invece insomma ricominciamo a fare delle selezioni. Dicevo, con queste ragazze sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo notato la serietà nel comportamento, la voglia di rispettare quelle che sono le norme, quindi se magari il camerino per le ragazze diventava anche un luogo di scambio, di confidenze, passami il trucco, il roxetto, adesso invece sono ognuno nella sua sedia col suo trolley, però riescono comunque ad amalgamarsi e a stare insieme. Credo che forse il bello di Miss Italia è anche questo, e quindi questa è la cosa che ci dà davvero molta soddisfazione. Quindi dico, adesso è il momento di premiare, è sempre un'emozione anche per noi, perché sappiamo le ragazze forse cosa stanno provando in questo momento, ma tant'è. Da 82 anni che succede questo, che si premiano le serate alla fine delle serate di Miss Italia. Abbiamo detto che sono 6
le fasce che vengono solitamente assegnate, ma 8 sono le ragazze che saranno ammesse da questa sera direttamente alle finali regionali. Perché dico finali regionali? Perché sapete che Miss Italia ha più finali regionali, che sono titoli, chiamiamoli storici, quindi sorriso, cinema, eleganza, poi abbiamo titoli legati a nostre aziende importantissime, come tra l'altro Miluna, che avremo proprio qui mercoledì sera. Quindi la vincitrice poi di ogni singola finale regionale vale per i finali nazionali. Le 8 ragazze di questa sera andranno alle regionali. Iniziamo dalla 8ª classificata. Sono dietro, lo sapranno, si presenteranno qui al centro del palco, io mi sposto. L'8ª classificata ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia è la concorrente numero 5, Giulia Carpenè. Giulia, ci sei? Vieni al centro del palco, prenditi l'applauso. Quando arrivate lì potete togliervi la mascherina però, sì, qui si può togliere. Finché siete dentro avete tela. Giulia, tu sei una finalista regionale di Miss Italia. Grazie, puoi rientrare adesso le camere. Non possiamo nemmeno tenervi insieme fuori. La 7ª classificata, anche lei ha messo le finali regionali in Veneto di Miss Italia, devo dirlo sempre, scusate ma devo dirlo sempre, è la concorrente numero 10, Benedetta Sprea. Benedetta! Tu sei ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Grazie Benedetta. E a questo punto è il momento di iniziare a premiare. Silvia Meggetto poi ovviamente rifarà il saluto al termine della sera. Se vuole mettersi al centro qui del palco, io me ne sto da parte, io sono qui, siete voi i protagonisti, i presentatori chiacchierano e basta, siete voi che comandate. Pronta per premiare la 6ª classificata? Anche lei ha messo le finali regionali in Veneto di Miss Italia, è la concorrente numero 11, Erika Chia. Adesso puoi toglierla. Il consigliere ti consegnerà la fascia che poi tu dovrai indossare, così evitiamo ogni tipo di contatto. 6ª classificata, grazie. Vai a fare la passerella, vai. Della 5ª classificata, anche lei ha messo le finali regionali in Veneto di Miss Italia, è la concorrente numero 9, Irene Cappelletti di Vicenza. Non sanno nulla loro dietro, si organizzano, lo sanno dietro le quinte. Grazie anche a te. Poi andiamo con la 4ª classificata, pronta la fascia. La concorrente più si va su e più silenzio cade. Succederà la prima in acqua. Wei Weilin, numero 14, 4ª classificata. Premio questa sera Miss Italia e rivedo Giorgio Petro alle mie spalle e ricordo quando prego Wei, fai la spia tanto chiacchiera, voi sfilate, fate come se non ci fossi. Condiviso quelle 2 settimane, è lavoro, poi c'è uno che dice bel lavoro, vi posso garantire che è lavoro, Oh che bello, mi fa piacere, l'abbiamo vista e ringraziata prima, io voglio ancora ringraziare Estro Professione Immagine di Dogaletto di Mira, la signora Arianna, che sarà lei a premiare la 3ª classificata, perché la 3ª classificata si aggiudica il titolo di Miss B-Match. 3ª classificata, anche lei ha messo le finali regionali in Veneto di Miss Italia, è la concorrente numero 4, Mariana Marsura. Dove sei? Numero 4. Marianna.
di Sernaglia della Battaglia, provincia di Treviso, terza classificata al titolo di Miss B-Match. Bene, terza classificata, grazie. Ed ora andiamo con la seconda classificata. Invito quindi il presidente di Confcommercio Mestre, Massimo Gorghetto, a mettersi al centro del palco. Vada pure lei al centro del palco. La seconda classificata, che si aggiudica il titolo di Miss Rocchetta Bellezza, è la concorrente numero 12, Virginia Reniero, Torri di Quartesolo, Vicenza. Dove sei, Virginia, numero 12? È lei! E vai, Virginia, una passerella tutta tua. E a questo punto è arrivato il momento di premiare la prima classificata. E io vorrei qui ancora il consigliere comunale Silvia Meggetto. Insieme a noi Paola, vieni a dare dire una battuta con la corona di Miluna, ovviamente. Lasciamo magari il microfono alla Silvia Meggetto, il microfono diamolo a lei, così se vuol fare una battuta tu vieni a parlare col mio, tanto siamo congiunti noi, si può fare. Si può fare. Vedi, così. E quindi ci hanno detto che si può fare. Mentre Silvia invece, un commento di fine serata prima delle premiazioni. Allora, io ringrazio tutti voi perché la città ha bisogno che tutti noi la viviamo per ricominciare, per riprendere, per rivivere al 100%. Quindi grazie a voi Michele e Paola, grazie a Vela, grazie a Giorgio, agli organizzatori, a Massimo Gorghetto di Confcommercio, ai nostri commercianti che sono il nostro tessuto produttivo e a tutti voi veneziani e veneti che siete venuti qua questa sera. Vi aspettiamo anche mercoledì perché c'è un'altra bellissima serata che organizzano sempre loro, quindi grazie, sono onorata di essere la presidente della giuria, grazie veramente. Beh, noi abbiamo l'onore di rappresentare Miss Italia in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia, l'agenzia modashow.it. Poi diciamo insomma che il merito dell'organizzazione della serata poi lo diamo anche agli amici di Vela. Io credo che, stavo pensando che per la prossima serata prepariamo una fascia anche per Giorgio, potrebbe essere un'idea, premiamo anche lui. Paola, se vuoi usare il mio microfono, se hai qualcosa da aggiungere. Dire qualcosa in più di quello che è già stato detto fino adesso anche da Silvia Meggetto diventa difficile, però veramente poter essere qui dopo 2 anni, dopo un anno di stop forzato, come hai detto tu prima Silvia, rappresenta tanto, vuol dire una ripartenza, anche finalmente poter rivivere un palco, una passerella, un backstage con le ragazze. I miei complimenti a tutte loro perché oggi si conclude quello che è il percorso delle selezioni di Miss Italia, ma il mio sentito ringraziamento, cara Silvia, è sia al Comune di Venezia ma a Vela per tutto quello che ci ha fatto. La chiedo veramente un grossissimo applauso a Giorgio Vetro. Dov'è Giorgio? Ci siamo, si dice, stalkerizzati a vicenda in questi ultimi 10 giorni. Lui chiamava me, io chiamavo lui e poi alla fine non ci trovavamo mai, ma veramente grazie a tutti ed è stato veramente un grande piacere, ma vi aspettiamo, come ha detto Silvia, mercoledì per la finale regionale di Miss Miluna Veneto. Altro appuntamento importantissimo. Bene, Giorgio mi ha preso la parola, ha detto no, io la fascia non la voglio e mi nascondo, se n'è andato. Facciamo anche un applauso a tutto il personale, a coloro che collaborano con il locale, che hanno fatto davvero un lavoro prezioso, ma a questo punto noi siamo qui che chiacchieriamo, signori, ma dietro ci sono delle ragazze che stanno aspettando il nome della vincitrice, che stanno giustamente soffrendo perché insomma è un momento di tensione importante. Vince il titolo di Miss
Baia del Forte Venezia. La concorrente numero, aspetta mi faccio da parte, vedo telefonini pronti di parenti, genitori, eccetera, fidanzati, eccetera, eccetera. La concorrente numero 6, Nicole Cogo. Pensavo fosse svenuta, non riusciva più. Non sanno nulla dietro, non sanno nulla. Nicole Cogo, ricordiamo di Selvazzano dentro. Ora devi prenderti tu la corona Miluna e la metti in capo da sola perché dobbiamo evitare ogni tipo di contatto con voi. Anche il bacio del premiato con la premiata si può fare. Vai Nicole, la passerella è tutta tua. Complimenti Nicole, non possiamo passare il microfono, non possiamo fare nulla, però insomma anche lei, è inutile dirlo, ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Nicole, grazie, puoi rientrare, noi facciamo una sigla di chiusura finale adesso. Io voglio ringraziare ancora una volta il Comune di Venezia, Vela, gli amici di questa Baia del Forte bellissima per il grande lavoro che ci hanno fatto, perché insomma noi ringraziamo perché ci avete dato l'opportunità questa sera di stare in vostra compagnia. Ringrazio tutto il pubblico presente, grazie anche per averci aiutato, non tanto noi quanto le persone addette alla sicurezza, nello svolgere al meglio il loro lavoro. E poi ci prepariamo per le fotografie, avviso Walter Parisotto, il nostro fotografo ufficiale delle selezioni di Miss Italia in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia. Grazie ancora a Mario Bonesi e agli amici di G di Ferro Team. Ciao Giulia, ciao Mario, ciao Andrea, grazie per averci fatto compagnia questa sera e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito attraverso lo smartphone e tutto quello che si può fare per vedere a distanza queste manifestazioni. Ci vediamo mercoledì sera e grazie a tutti. Buona serata, ciao! Amici di Faro Team, questa tappa si è ufficialmente conclusa e siamo qui con Nicole. Lei ha vinto appunto il titolo di questa sera, quindi Miss Baia del Forte, ha vinto anche la corona di Miluna, stupenda, bellissima. Lei ha vinto l'ultima tappa valida per accedere alle finali regionali di Miss Italia, che la faranno accedere alle finali nazionali, alle pre-finali nazionali di Miss Italia. Bene, dopo questo splendido scioglilingua, che direi che è durato anche un po' troppo, lascio la parola a Nicole che ci racconta qualcosa di lei. Innanzitutto, sei emozionata? Sono molto contenta, sì, non me l'aspettavo, nel senso l'ho provata come esperienza da far così, senza nessun obiettivo da raggiungere. E io faccio ingegneria, studio all'Università di Padova, pochi esami e dovrei laureare. Complimenti! Grazie. Ho 23 anni e sono di Padova. Bene, bene, complimenti, quindi Grazie. oltre a una futura laurea a breve, da quello che abbiamo capito, hai vinto anche questo titolo, quindi è ancora più bello. Magari andrai a fare, magari vinci Miss Italia e va a fare il suo esame di laurea con la corona di Miss Italia, del tipo il 110 lode bacio accademico, Qualora solo fosse per questo, solo per questo me lo dovete dare. Speriamo. Siamo, beh, sai come si dice, se bisogna sognare bisogna sempre sognare in grande, perché Esatto, quello è grande, poi sì. il resto no. È sempre così, è sempre così. Bene tesoro, questa sera comunque non è stata neanche troppo facile, perché nonostante fosse l'ultima tappa utile eravate tantissimi, Sì. eravate ben 18, anche in questa location che comunque è meravigliosa, che come sapete Forte Marghera è stato ristrutturato da poco e adesso qua in Baia del Forte, appunto dentro Forte Marghera, si stanno creando questi eventi e qua ci sarà anche una delle finali regionali. Esatto. Vuoi partecipare a queste? Le proverai un po' tutte. Ora non lo so ancora bene, ma credo verrò anche qui. Vediamo, porta fortuna. Abbiamo degli esami da fare, quindi bisogna Esatto. capire tra un corso di ingegneria e l'altro come riusciamo a incastrare Miss Italia, giusto? Perché comunque diciamo che non studi neanche una materia facile, tra l'altro te. Cioè, Ci proviamo. Come ti è venuto? Mi è sempre piaciuto tanto la matematica, logica, quindi ho detto vabbè, Beata a te. tu Io ho fatto un liceo artistico e ho detto io vado a fare il liceo artistico 1 perché io amo la moda, infatti sono diplomata in design del tessuto della moda. Ok. E quindi ho detto vado a fare quello perché oltre a tutto questo che mi piace, mi Tolgo piace l'arte, mi piace la storia dell'arte, levo tutti i numeri. Mi sono ritrovata in un liceo artistico che faceva pure fisica e ho detto niente. no guarda, Ce l'hanno con poverina, te. la mia insegnante era anche brava e molto paziente, però fondamentalmente ho detto guardi prof, io le voglio bene, ma non è proprio la mia materia.
E lei col suo splendido body rocchetta colore azzurro ce l'ha fatta, ragazzi. Complimenti tesoro. Grazie Bene, mille. adesso noi ti lasciamo andare, anche perché comunque penso che fino a Padova non è che ce l'hai corta. Un'oretta. E ti lasciamo anche andare a studiare. Mi Perfetto, raccomando che grazie alla mille. finalissima nazionale vogliamo vederti già con la laurea in mano. Anch'io vorrei tanto. Bene amici di Ferro Team, io e Nicole vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito in questa serata. Ancora complimenti a questa splendida Miss Baia del Forte e un bacio a tutti e alla prossima, ciao!